Onorevole, avete scelto Agrigento per questa conferenza sui rifiuti, perché? Abbiamo scelto Agrigento perché intanto è la mia provincia e quindi io ci tenevo particolarmente a portare qui il Presidente Musumeci, ma perché proprio qui ad Agrigento in questi ultimi 10 anni si è sofferta una sorta di abbandono da parte della politica regionale e chi ne ha sofferto di più è stato il cittadino agrigentino costretto a pagare le bollette tra le più alte d'Italia sia per quanto riguarda l'acqua che per quanto riguarda i rifiuti. In questi 10 anni abbiamo avuto una sorta di oligopolio e di un sistema di scarico centrico che in qualche modo è stato agevolato da lassismo e da volontà politica che ha creato però una serie di disservizi e ha fatto dei rifiuti un'eterna emergenza. Ebbene, noi col governo Musumeci e con la commissione che presiedo stiamo finalmente operando i controlli, finalmente dando le direttive, finalmente operato anche quelle che sono le riforme, perché abbiamo già approvato il piano stralcio, perché abbiamo approvato la legge sui rifiuti che è uscita dalla commissione, ora sarà a giorni in aula, dando un quadro normativo chiaro a una normativa che invece in questo momento la Corte dei Conti definisce farraginosa, inconcludente e assolutamente inapplicabile. Quindi bisognava assolutamente metterci mano, perché quando c'è un caos normativo, c'è qualcuno sempre che fa caccia grossa. Ebbene, questo noi non volevamo permetterlo più, perché grazie a Dio sia io che il Presidente Musumeci abbiamo le mani libere e possiamo permetterci di fare ordine in una materia così caotica che però è motivo di anche grandi business. Ecco, il tema del convegno è rifiuti d'emergenza e risorse. Ecco, potrà diventare effettivamente una risorsa il problema del rifiuto e in particolare ci saranno dei benefici per i cittadini che attualmente pagano delle bollette carissime? Pagano delle bollette carissime perché non è un caso. Noi sa che abbiamo scoperto che in questi anni non c'erano delle linee guida sulle tariffe, una cosa che con una risoluzione che abbiamo approvato in commissione abbiamo chiesto e ottenuto. Oggi finalmente ci sono linee guida delle tariffe, cioè fino a ieri non sapevamo dietro ogni costo cosa ci fosse e venivano autodeterminate, e siccome c'era una situazione di oligopolio è chiaro che chi aveva in mano quella discarica gestiva e faceva il bello e il cattivo tempo. Oggi non sarà più così, anche perché il Presidente Musumeci sta sbloccando dei finanziamenti di progetti che abbiamo scoperto nei cassetti della Regione giacere anche da anni e che adesso sono a finanziamento. Sono impianti pubblici. In provincia di Agrigento, per fare un esempio, si è sbloccato il progetto di Casteltermine, un impianto a Casteltermine, un impianto di compostaggio nell'ASI Ravanusa e la discarica di Sciacca. Ecco, sono realtà che in qualche modo aiuteranno sicuramente a calmierare i costi. E un altro vantaggio è quello della gente che deve capire che fare la differenziata conviene, perché dal tuo rifiuto si può creare occasione di sviluppo col riciclo e poi conviene perché il comune può avere delle premialità. Le abbiamo già messe in maniera simbolica nell'ultima finanziaria, le abbiamo inserite in maniera più forte con l'ecoincentivo nella nuova legge sui rifiuti e questa è la svolta, uscire dall'emergenza che crea business solo per pochi e di far diventare una normalità il fatto che i rifiuti possono essere addirittura occasione di risorsa.